Bentrovati telespettatori di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. L'atmosfera dei Penalty Awards ormai ha coinvolto tutti. Vi ricordo che vi aspetto giorno 18, mercoledì alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Sarà un grande galà con il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Noi adesso in questa puntata parliamo di ricordi, pertanto mettetevi comodi, noi ci vediamo dopo per i saluti. Oh, bella zio, mi hanno appena chiamato tutte le donne del mondo, hanno appena fatto una riunione e mi hanno detto che sei ufficialmente nella friend zone, mi spiace dinastia. Ciao zio! Il primo no l'ho ricevuto in prima media. Le scrissi un bigliettino per non dirle in faccia che mi piaceva, ma lei mi sputano davanti a tutte le ragazze. E per 3 giorni io non misi un piede in classe. È andata sempre così a tutte le cotte. Un 2 di picche fisso tutte le volte. Tutti gli amici con la tipa il sabato sera. Io a casa a scrivere canzoni, a farmi una serenata al rap, serenata metropolitana. Mettiti con me, non hai soldi per una oh no, sei nella friend zone. Lei ti piace ma non te la darà mai. Oh no, sei nella friend zone. Sei il suo migliore amico però non concluderai. Oh no, sei nella friend zone. E mentre i tuoi pensano che stai con lei. Oh no, sei nella friend zone. Le sue amiche credono che tu sia gay. Il primo bacio l'ho dato a 16 anni. Ero in ritardo rispetto a tutti i compagni. Lei era un cesso e durammo davvero poco, ma giuro era uno schianto quella sera da ubriaco. Lo feci per ingelosire lei che mi ignorava, mentre si passava tutta la mia comitiva. E quando un giorno lei dissi che l'amavo, lei mi rispose siamo amici ed è un peccato. Mamma pensa che sia la mia tipa, non lo sa che è solo la mia amica. Già mi vede con le sull'altare, dimmi come le farò a spiegare. Oh no, sei nella friend zone. Lei mi piace ma non me la darà mai. Oh no, sei nella friend zone. Il ragazzo a posto ma che non conclude mai. Oh no, sei nella friend zone. E mentre i miei pensano che sto con lei. Oh no, sei nella friend zone. Le sue amiche credono che io sia gay. Sono simpatico ma c'è il fattore panza. Faccio ridere ma non piaccio abbastanza. Affascina il fatto che faccio il cantautore. E ora l'amplificato andando in televisione. E ora mi fermano per strada manco fossi un VIP. Me la darebbero a gratis manco fossi Brad Pitt. Ma io sono quello che non cagavi di striscio. Perciò sei carina ma sei nella friend zone. Oh no, sei nella friend zone. Ok mi piace un quarto d'ora ci starei. Oh no, sei nella friend zone. Ma non ti affezionare perché non mi rivedrai. Oh no, sei nella friend zone. E poi d'un tratto per fortuna arriva lei. Oh no, sei nella friend zone. E il lieto fine che mi salverà dai guai.
Premio alla carriera 2019 ai Penalty Awards a Fabio Pagliara. Ciao Fabio, sono doppiamente contento quando l'ho rivisto oggi pomeriggio di ritrovarlo sempre più in alto, in ruoli sempre più di qualità. Poi hai fatto anche la parentesi calcistica, poi hai fatto anche altre esperienze in altri sport, adesso ti sei stabilizzato con l'atletica leggera, che credo un po' faccia parte anche del tuo essere, perché l'atletica leggera è fatta di sacrifici, ma soprattutto di gioie. Sì, innanzitutto devo dire che quando mi ha invitato dicendo un premio alla carriera, ho detto mi avvicino velocemente a quella alla memoria, quindi ho detto stiamo tranquilli, non ti sa mai. No, scherzi a parte, devo dire che sì, io ho iniziato ovviamente con la pallavolo, ho smesso giovane, e quando ho smesso per motivi legati al cuore, nel senso che avevo avuto dei piccoli problemi, ho deciso da grande devo fare per forza il dirigente, quindi ho studiato, ho fatto legge con questa cosa e credo che abbiamo una grande fortuna noi che facciamo questo lavoro poi, perché sostanzialmente due cose. Il primo, lo dico sempre, sono pagato anche bene per fare una cosa che pagherei per fare, e quindi andare alle Olimpiadi era il mio sogno, ci vado, e quindi sono quelle cose bellissime. E l'altro è che il nostro vero datore di lavoro è la passione, poi questo vale specialmente per chi, come in questo caso, fa sport tra virgolette dilettantistico, ma è quello che facciamo tutti noi dirigenti sportivi. Io raccontavo a te la mia settimana in questi ultimi giorni, sono stato Roma, Trieste, Belluno, OGN, stasera ritorno a Roma, il pomeriggio a Trento, quindi uno fa queste cose con sacrificio ma anche perché ha questa voglia. E lo sport è, come dici tu in questo momento, sì, insomma, sacrifici, questo sono d'accordo, ma tutti gli studi ci dicono che noi, e specialmente questo credo che nel calcio faccio un piccolo inciso, il primo vai tranquillo. Poi vado via. La prima volta che ho seguito un corso di formazione fu, insomma, ormai un bel po' di anni fa, a Milano, era McCormack che teneva una lezione sullo sport in Italia, si chiama Sport e Business, e lui iniziò questo dicendo: ho studiato bene il fenomeno italiano, in Italia ci sono 3 sport che insomma fanno tendenza e che comandano sugli altri, sono il calcio, poi il calcio e poi il calcio. Quindi chiaramente dava il senso di quello che d'altronde in buona parte poi è la realtà che noi viviamo. Bene, devo dire che tutti gli studi che noi stiamo facendo, ne abbiamo presentato uno venerdì all'Osservatorio del CONI, dicono che c'è una rivoluzione in questo momento e la Sicilia da questo punto di vista può essere, una volta tanto, dico, se non ci piangiamo addosso e facciamo qualche cosa, un esempio, un case history positivo, cioè quello che in questo momento cerca la gente facendo sport, il torsolo di media al contrario, la gente fa sport all'inizio, poi c'è un drop out molto grande che preoccupa e deve farci riflettere come dirigenti sportivi, e poi si riprende nelle nuove età a fare grande sport, perché la gente solitamente oggi cerca felicità, fa lo sport per benessere, per star meglio. Il passaggio rispetto a quello che ci hanno insegnato ultimamente tutti i media, parlando in primo modo di calcio, del PIL, no? Lo sport e il calcio producono PIL, prodotto interno lordo, noi invece produciamo FIL, noi produciamo felicità interna lorda. Lo sport ha questa caratteristica e non dobbiamo mai dimenticarla, perché, e chiudo, i valori dello sport, quando noi vendiamo anche dal punto di vista del marketing lo sport, noi vendiamo come valore dello sport i valori che rappresentiamo, quindi grazie a voi ho modo di parlare tante volte con gli amici della Federazione Gioco Calcio e vi assicuro che c'è questa convinzione che la base, lo diceva prima giustamente il Presidente, è questa, cioè la base è quella del mondo dilettantistico del calcio, che è da lì che parte tutto. Parte tutto, e dico con umiltà che è da qui che parte anche lo sport e il finanziamento dello sport italiano, quindi grazie da parte nostra a tutti voi. Grazie a Fabio Pagliara. Per premiare Fabio Pagliara invito qui l'assessore allo sport del comune di Enna, Dante Ferrari. Premio alla carriera 2019 a Fabio Pagliara ai Penalty Awards 2019. Faccio una delle cose peggiori che si fanno, poi dopo devo scappare, però c'ho un aereo, quindi... Va bene, allora scappi. Chiedo scusa perché è una cosa di una maleducazione tremenda. No, va bene pure. Abbiamo anche un pensierino del dolciume siciliano, anche se tu lo conosci abbondantemente. Grazie Fabio, ci vediamo. Con Ettore abbiamo iniziato
30 e più anni. 38. 38 anni fa, quindi è una delle forze dello sport siciliano. Grazie. Grazie Fabio, grazie. Parlami, la notte sta aspettandomi e il buio mi darà di più di questa pioggia acida. Seguimi, tu sai che non ti mentirò, il buio ci unirà di più del rosso di un semaforo. Se lo vuoi, porta pure me, come un tuo regalo da rendermi possibile. Ma vorrei cambiare tutto questo adesso, ma non è possibile adesso, ma vorrei cambiare tutto questo adesso, mi darò per te dove tutto è luce che il buio non può spegnere, perché non è possibile. Tenebre non lasceranno tracce in me, perché la forza che mi dai mi renderà intoccabile. Cercami, la notte sta aspettandomi e so che è un po' difficile vederti solo un attimo. Giurami che quello che farai per me adesso e sempre resterà segreto inconfessabile. Io lo so che quello che ti do è ancora troppo poco per renderti visibile, ma vorrei cambiare tutto questo adesso, ma non è possibile adesso, ma vorrei cambiare tutto questo adesso, mi darò per te dove tutto è luce che il buio non può spegnere, perché non è possibile. Tenebre non lasceranno tracce in noi, perché la forza che mi dai mi renderà intoccabile. Cogli l'occasione per lasciarti andare, tanto poi domani fingerai non ricordare. Non saprò il tuo nome, non importa dove, portami a ballare questo battito animale, questo battito animale, questo battito animale, questo battito animale, questo dammi tutto l'amore che hai. Dammi tutto l'amore che fai. Dammi tutto adesso mai più. Dammi tutto. So che di nascosto proverai più gusto, vento sulla pelle, poi tempesta e mare grosso. Non saprò il tuo nome, non importa dove, portami a ballare questo battito animale, questo dammi tutto l'amore che hai. Dammi tutto l'amore che fai. Dammi tutto adesso mai più. Dammi tutto. Sì. Tutto. Non saprò il tuo nome, non importa dove, portami a ballare questo battito animale,
questo battito animale, questo battito animale, questo battito animale, questo dammi tutto l'amore che hai, dammi tutto l'amore che fai, dammi tutto adesso mai più, dammi tutto. Adesso mai più, dammi tutto. Ed invito qui sul palco per ricevere il premio stampa Roberta Lunghi. Roberta Lunghi, volto storico della televisione siciliana, prima speaker radiofonica. Ciao Roberta, ben trovata. Roberta, il calcio dilettantistico pian pianino lo dovete incominciare anche voi a seguire. Avete seguito alla grande, con grande successo, il calcio dei professionisti. Mi sa che quest'anno dovete per forza aprire una finestra sul calcio dilettantistico che noi umilmente da 11 anni raccontiamo, e sarà un'altra battaglia importante, con tante comunque cose da fare, perché il calcio dilettantistico non va raccontato soltanto su una squadra importante quale potrebbe essere il Catania, ma da tutto il contorno. Allora, intanto grazie per le cose che hai detto all'inizio. Ettore, volevo fare un'altra cosa, perché per me è sempre un po' difficile stare da questa parte, tu mi conosci e lo sai. Volevo chiedere un applauso per questo uomo che è infaticabile, perché io gli ho detto tu sei un visionario, sei un matto, perché mettere in piedi da solo tutto questo è davvero segno di grande passione. Hai ragione, è sempre molto complicato con l'emittenza regionale, che in questo caso io rappresento, Telecolor, Antenna Sicilia, è un po' complicato, no, lo spazio per il calcio dilettantistico. So però che il calcio è talmente tanto lo sport più bello del mondo che certamente insomma si cercherà magari di fare un piccolo passo anche in quel versante. Il nostro direttore Alberto Cigalini ha una grande passione per lo sport in senso lato, quindi le possibilità ci sono tutte. Poi ho sentito due cose oggi, ho sentito due cose che mi hanno colpito molto. È una droga positiva, mi piace molto, è quello che ha detto Giampaolo, ha detto che è quello che loro danno a me, cioè quello che arriva a me. E allora credo che queste due cose insieme valgano la fatica, l'impegno che si fa attorno a questo sport meraviglioso. E poi grazie, mi hai fatto ritornare nella mia casa, perché Belpasso e questo teatro, il Teatro Martoglio, è il teatro dal quale io ho cominciato con il mitico Lennon Festival, che è storico, un grandissimo festival di Belpasso, e io mi auguro con tutto il cuore che possa ritornare, perché era un festival meraviglioso. E poi torni a farmi parlare un po' di calcio, perché io l'ho seguito ai tempi in cui il Catania andò in Serie B con i Gaucci, ho visto Angelo Scaltriti, sì, e ho preso insomma un coccolone di quello pazzesco, insomma un colpo allo stomaco, e quindi grazie perché mi hai permesso tutto questo. È stato un piacere insomma invitarti, e grazie perché tu insomma hai accettato con grande passione questa presenza qui sul palco dei Penalty Awards. Tra l'altro a premiarti sarà una donna che premiamo anche per le sue enormi qualità imprenditoriali. Premio Eccellenza Siciliana a Barbara Mirabella, perché sarà lei a consegnarti il premio. Eccola qui che arriva. A Barbara voglio dare io però un premio, perché è una donna fantastica. Ciao Barbara, ciao, bene, grazie.
Io l'ho fatto un po' apposta questa cosa, due donne che tra l'altro si conoscono e si apprezzano, e poi averle tutte e due insieme su un palco dove è molto maschile l'argomento fa sempre molto piacere. Consegniamo a Roberta Lunghi il premio stampa 2022 dei Penalty Awards insieme al pacco di Bacco. Grazie Roberta. Grazie a tutti. Rimani un attimo qui perché devo chiacchierare qualche istante anche con Barbara, che è una donna che ci sorprende sempre di più. Politica e lavoro, mettiamoci anche dentro lo sport a questo punto, che ne pensi? Grazie Ettore, intanto se mi consenti vorrei unirmi ai complimenti che ti ha fatto Roberta. Saluto il nostro sindaco che oggi ci ospita affettuosamente, i tuoi presidenti e tutti i tuoi ospiti. Questo è un teatro importante dedicato a Martoglio e noi, caro sindaco, lo abbiamo tanto festeggiato in occasione del centenario l'anno scorso. Roberta ha detto una cosa importante, l'hai detto tu in tutte queste premiazioni, lo sport al centro. Ho visto tantissimi ragazzi giovanissimi che hanno parlato di bellezza, di condivisione, ringraziandosi vicendevolmente e gioendo del titolo altrui. Questo è molto bello. Alla domanda che tu mi fai, io sono una donna fortunata perché credo che la politica sia l'arte più nobile per far valere gli obiettivi, o no sindaco? È quello che noi facciamo tutti i giorni. In realtà io vengo dal mondo vero dell'impresa e quindi ogni giorno ci mettiamo il cuore. Voi avete un titolo importante che è penalty, no? Che vuol dire calcio di rigore, credo. Sì. Mio fratello mi ha edotta prima di venire e credo di avere tirato un sacco di calci di rigore come imprenditore. E questo è importante perché i calci di rigore di solito si segnano, sì. Qualcuno si sbaglia, però è sempre, come dire, un input al miglioramento. Quindi questo premio che tu mi hai onorato, con questo premio che tu mi onori oggi, è un ulteriore stimolo. Proverò come sempre a fare gol. Sono molto molto contento di avere due donne straordinarie sul palco questa sera ai Penalty Awards. Anche per Barbara abbiamo il ricordo della presenza all'evento, premio eccellenza siciliana Barbara Mirabella. Anche per te la consegna della birra artigianale Timili. Bevi birra? La bevo, in più questa è una birra eccellente. Artigianale. Che voi valorizziate il territorio è un'ulteriore come dire, conferma della vostra serietà e professionalità. Grazie alle due donne dei Penalty Awards, Barbara Mirabella e Roberta Lunghi. Grazie. Floyd es el hombre bajo la rodilla de un policía en Minneapolis, Minnesota, a quien se le escucha diciendo que no puede respirar, que le duelen el estómago y el cuello. A 5 giorni da quella terribile scena da New York ad Atlanta, da Louisville a Denver, da Washington a Los Angeles, migliaia e migliaia di persone continuano a chiedere giustizia per George Floyd. Manifestazioni non sempre pacifiche. A Detroit nella notte qualcuno ha sparato a morte da un'auto in corsa ad un giovane manifestante. George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe after an officer knelt on his neck. The family of George Floyd held a memorial in his memory. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, oh, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots, we on the ground. The camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day,
giorno ringrazio che sono nato qua in riva al mare, con l'Etna in quest'isola dominata da elmi, siculi e sicani, poi passando dagli storici greci e romani, ostrogoti, arabi, normanni e bizantini. In tanti hanno voluto i suoi confini, al centro del Mediterraneo, al centro della storia, e tutti hanno visto le sue ricchezze e la sua gloria. Di averla, poi possederla, o come 1000 derubarla per rivenderla al più basso offerente. È questo a cui siamo abituati da sempre. In fondo tutto ci va bene, in fondo tutto ci conviene. Quest'isola amata, presa depredata e da molti inutilmente deprezzata. Chi sta chi tu che sento, che già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta chi tu che sento, che già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Andiamo piano piano, prima ci tranquillizziamo, analizziamo e poi capiamo. E non è vero che non vogliamo fare ma niente, è il caldo che ci rallenta, là mentre siamo quelli che sembriamo statici, respiriamo immobili ma staccati dallo stivale, che ci sentiamo liberi, liberi di creare mai di essere inferiori, perché chi si abbassa regala sempre solo cuori, gente che dona fiori, 1000 colori, gente che dà solo buoni umori, gente che regala generosa positività, uno stare bene tra l'omertosa sicilianità. Chi sta chi tu che sento, che già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta chi tu che sento, che già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta chi tu che sento, che già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta chi tu che sento, che già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Abbiamo il premio alla carriera sportiva, perché anche noi dei penalty onoriamo il successo passato di giocatori o di personaggi che hanno legato il proprio nome giustamente al calcio. Il premio alla carriera, saranno 2 quest'anno tra l'altro, il primo che consegniamo qui sul palco di Belpasso è ad un giocatore che ha legato il proprio nome al Catania d'Oro della famosa promozione in Serie A dell'era Massimino. Invito qui sul palco Damiano Morra, premio alla carriera sportiva per un volto e un giocatore che è stato leggenda e che tuttora ancora è leggenda. Ciao Damiano. Allora Damiano, la prima cosa che ci viene in mente, lo so, te l'avranno fatta in tanti questa domanda, i famosi 35.000 dell'Olimpico, di quel giorno magico. Ecco, a parte il pubblico, tu cosa ricordi di quel pomeriggio che portò la squadra in Serie A? Ma cosa ricordo? Ricordo il fischio finale del signor Melegali che ci permise, dopo un'aspra battaglia con la Cremonese, di arrivare in Serie A. È stata una gioia incontenibile, veramente una cosa meravigliosa, perché tu dici di no, ma bisogna per forza di cose ritornare a quei 40.000 catanesi che erano sulle tribune, c'è poco da fare. E con tutto il rispetto per gli amici di Cremona che portarono 500 persone, quindi credo che fosse giusto che il Catania andasse in Serie A. È un pomeriggio che ricordiamo con grande amore. A premiarti quello che è stato sino allo scorso anno l'addetto stampa del calcio Catania importante della Serie A di Pulvirenti, ovvero il giornalista Angelo Scaltriti, che invito qui sul palco proprio per consegnare il premio alla carriera a Damiano Morra. Eccolo qua che arriva, Angelo Scaltriti, pronto per
quasi un passaggio di consegne. Lui fa parte del passato, tu del recente passato. Ciao Angelo, al centro, eccolo qui. Consegniamo ad Angelo Scaltriti la targa che passerà poi giustamente a Damiano Morra per questo premio alla carriera. Consegniamola, eccola, perfetta, passaggio. Ho detto bene, c'è stato un passaggio quasi di consegne, perché lui fa parte del Catania che ha anticipato poi il tuo arrivo e la tua bella avventura in Serie A. Ma Ettore, innanzitutto grazie per l'invito e devo dirti che sono particolarmente emozionato perché Damiano Morra, io avevo 6 anni quando il Catania andava in Serie A e ricordo di aver visto e comunque percepito l'atmosfera insieme a mio nonno, che poi fu la prima persona che mi portò per mano allo stadio. Damiano, anzitutto dobbiamo congratularci per la splendida forma che esibisce su. È vero, è vero. E direi che merita un applauso in più, così come l'applauso lo merita certamente l'organizzazione di penalty, perché riesci, come hanno sottolineato tanti illustri colleghi, ricambio i saluti che ho ricevuto, gli apprezzamenti, però riesci a fare qualcosa di straordinario. Damiano Morra, io ti dico solo questo, toccata, è stata anche l'ultima radiocronaca delle partite del Catania, toccata a quota 320, mi sono fermato e mi sono commosso, perché a quota 320 c'è il record di presenze con la maglia del Catania in serie in tutte le competizioni professionistiche, e questo record, che è destinato a rimanere nella storia del Catania, che è passato alla storia, adesso attendiamo un nuovo Catania, e questo record è di Damiano Morra, questo ragazzo che è alla mia sinistra. Beh, vero, è veramente emozionante, è stato veramente emozionante. Una grande leggenda. Anche per Angelo Scaltriti abbiamo il ricordo della partecipazione come eccellenza siciliana, lo consegniamo qui ad Angelo, così come ad Angelo consegniamo la birra Timili. Che dirvi? Sì, eccomi. Fammi dire un grazie ad Angelo per le splendide parole che ha speso nei miei confronti, e poi vorrei rivolgere un augurio a tutti quei ragazzi che partecipano ai campionati dilettantistici di non mollare mai, che c'è sempre un'opportunità per tutti. In bocca al lupo a tutti. E se lo dice Damiano Morra bisogna crederci. Grazie Damiano, grazie anche ad Angelo Scaltriti per la presenza come eccellenza siciliana qui ai Penalty Awards 2022. Tu sì, una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, io mi innamoro così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando io ti guardo così, sì pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché è dillo una volta sola, sì pure tu stai tremando, dille che me va bene, oh mio, oh mio, oh mio, voglio bene a te. Tu sì, una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così grande.
pure tu stai tremando. Sì, una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuto mai, lo bene a così grande, a così grande. Altro premio importante e speciale all'interno della nostra manifestazione, dopo quello dedicato alla carriera sportiva, quest'anno assegnato a Gigi Chiavaro, abbiamo il premio Un uomo per lo sport. Attenzione, perché questo è un premio molto molto intelligente per colui che attraverso il suo impegno riesce veramente a trasmettere la voglia di sport nella società dove chiaramente è tesserato ed è attorniato in questo caso, devo dire, da uno staff meraviglioso, ma da tanti giovani. E allora noi adesso consegniamo il premio Un uomo per lo sport a Pietro Dell'Orzo. Ciao Pietro. Allora Pietro, tra poco insomma ti consegniamo questo premio, perché è un premio che dimostra che quando si lavora con i giovani si ha la possibilità veramente di ricevere tante soddisfazioni. Calcio Sicilia ha dimostrato veramente sul campo con la vostra tenacia che lavorando seriamente con i ragazzi i risultati arrivano a prescindere. Sì, quest'anno dopo la vittoria dell'anno scorso dello scudetto ci siamo ripetuti intanto a livello regionale facendo una storica doppietta con allievi giovanissimi e vincendo il titolo regionale che a quanto mi hanno detto non era stata mai fatta questa cosa a livello del calcio giovanile in Sicilia. Adesso cercheremo di tenere alta la bandiera della Sicilia nelle fasi nazionali. Sicuramente lavorare con i giovani è un ruolo di grande responsabilità perché si cerca di formarli non solo dal punto di vista calcistico ma anche cercando di dargli dei valori che purtroppo nelle nuove generazioni nello sport vengono un po' a mancare. Ormai si pensa che si va avanti con la raccomandazione, col procuratore, invece dobbiamo fare capire ai giovani, soprattutto noi addetti ai lavori, che dobbiamo dare l'esempio che non è così. Avete capito perché ha vinto il premio Un uomo per lo sport? Facciamo un applauso, perché quando un dirigente ha un obiettivo preciso che è la moralità anche del gruppo, sicuramente insomma, lancia dei messaggi fortissimi. A premiare il nostro Uomo per lo Sport 2018 Pietro Dell'Orzo sarà Teresa Chiara della FIGC di Catania, delegata della FIGC di Catania. Lei è legatissima al mondo del calcio giovanile, questo sicuramente già lo saprai. Salve, salve. Allora consegniamo a Teresa Chiara la targa che a sua volta porgerà a Pietro Dell'Orzo, vincitore del premio Un uomo per lo sport, ed è sicuramente la persona giusta, Teresa, perché insomma ti abbiamo visto veramente tantissimo in mezzo ai giovani quest'anno con grandi soddisfazioni. Avere accanto un rappresentante di una società che veramente lavora con i giovani, insomma meglio di così. Allora, quest'anno una stagione di tantissime soddisfazioni a livello giovanile, ma anche con la terza categoria e con la Serie D di calcio a 5. E sono onorata di premiarlo, perché per me è un lavoro fatto in maniera prolungata nel tempo e programmata. Io dico sempre alle società,
quelle anche di prima categoria, di seconda, ma anche di terza categoria, di investire sui giovani, di lavorare alla base. È quello che darà il futuro al calcio e lo migliorerà. Quindi per questo noi investiamo tanto nell'attività giovanile. Voi sapete bene quanta attività si fa nella provincia catanese, tra tante, oltre alle finali che abbiamo avuto adesso degli allievi giovanissimi, abbiamo anche, quelle provinciali, abbiamo anche il torneo Fair Play, ideato l'anno scorso proprio per mandare avanti il messaggio della disciplina, tant'è che partecipano le squadre che sono più in alto con la classifica disciplina, e questi valori positivi che sono il rispetto delle regole, il rispetto degli altri, tutti quei valori che il calcio e tutti gli sport trasmettono e i nostri istruttori trasmettono ai nostri ragazzi, quindi bello. Bel messaggio. Bene, grazie ancora, ci vediamo dopo, a presto. Premio Personaggio TV 2019 qui all'interno dei Penalty Awards 2019 a Ruggero Sardo. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare il sogno e poi lo sai, quel sogno Ruggero. Allora Ruggero, da dove iniziamo? Perché insomma, da dove iniziamo? Iniziamo da questo tuo slogan che ci piace tantissimo, racconti la Sicilia migliore. Noi cerchiamo di raccontare il calcio dilettantistico migliore, spesso e volentieri abbiamo qualche difficoltà perché qualcuno fa il passerello. Ma in questo caso tu sei un po' più fortunato perché insomma all'interno dei tuoi eventi ci sono grandi personaggi che veramente raccontano la Sicilia migliore. Ma è un po' quello che fai tu, no? Ogni giorno noi dobbiamo, con il nostro lavoro, con la nostra energia, col nostro essere innamorati di questa terra, fare in modo che questa terra possa esprimere il meglio di sé, raccontare la Sicilia migliore. Proprio ieri sera che abbiamo avuto il galà di Teresi Colissimi l'ho detto, ma lo voglio sottolineare ancora, non è cosa facile, anzi è cosa molto complessa, però quando poi alla fine della giornata ti rendi conto che quello che hai fatto lo hai fatto per la tua terra e lo hai fatto bene, è una soddisfazione bellissima. Ecco, se tutti riuscissimo attraverso il nostro lavoro, qualunque esso sia, a fare in modo che questo racconto possa continuare, quindi lo cominci tu oggi qui, lo continuiamo stasera da un'altra parte, domani nelle radio, poi nelle televisioni, credo che gran parte del lavoro buono poi venga fatto e di questa terra finalmente si possa finire di dire scemenze, la coppola, la lupara, la mafia e tutte cose che non ci appartengono. Noi per fortuna siamo altro, siamo sole, siamo prodotti tipici bellissimi, ma soprattutto siamo bella gente e gente per bene. Ecco perché la racconto. Quanto ci piace questa cosa che dice Ruggero. Allora, per premiare Ruggero Sardo invito il presidente dell'AIEC regionale Sicilia, Benedetto Abisso, sarà lui a consegnare appunto a Ruggero Sardo il premio Personaggio TV. Consegniamo al presidente, sarà lui stesso a darla a Ruggero. Premio Personaggio TV a Ruggero Sardo. Abbiamo anche un ricordo da dare a Ruggero, eccolo qui. Presidente, ha detto bene Ruggero, bisogna sempre cercare, se è possibile, di raccontare la Sicilia migliore, e noi un po' col calcio ogni tanto ci soffriamo, no? Perché dobbiamo raccontare fatti che col calcio non c'entrano niente. Ma noi come allenatori veicoliamo molto la legalità e ci teniamo tanto, anche perché con il nostro presidente del comitato abbiamo delle sinergie che vanno parallelamente. Infatti spesso ci confrontiamo affinché in qualche comunicato, qualche notizia, praticamente noi vogliamo che il comunicato viene snellito sempre di cose belle, non di cose brutte. Io a questo punto volevo fare i complimenti per come questa trasmissione sta andando, e mi rammarico perché gli altri anni non sono venuto, perché questa trasmissione è condotta con stile, con educazione e soprattutto con il buonsenso, e mi stupisco come mai nelle varie nomination non c'era nomination per Tortorici. Troppo buono, presidente. E poi un'altra nomination, anzi direi di fare un applauso alla signorina qua, Federica, che è molto bella, molto giovane, e quindi gli farei un applauso a questa ragazza. Sono d'accordo. Federica può entrare, e consegniamo nel frattempo anche al presidente Abisso la targa di partecipazione a questo evento. Grazie per essere stati con noi, però lei non vada via perché poi per i saluti filati la ricoinvolgerò. Dimmi.
Voglio semplicemente condividere questo premio, perché poi i successi sono frutto del Certo. lavoro di squadra, ovviamente con Giovanni di Prima e Prima Musica, ma con tutti i ragazzi che in radio e in televisione tante volte mi sopportano. Qua stasera alcuni dei tuoi operatori sono anche operatori che lavorano con noi, e quindi parte di questo è anche vostro, ragazzi. Grazie per il vostro lavoro, per la vostra professionalità e per la vostra pazienza. Sugno Camurriusu, ma poi i risultati arrivano. Bravo, bravo, bravo Ruggero, grazie ancora, un abbraccio forte, grazie. Grazie Ruggero Sardo, personaggio TV 2019 qui ai Penalty Awards. Il primo personaggio che invito qui sul palco per ricevere il premio Un uomo per lo sport è Fabio Nicosia. Ben trovato Fabio, ben trovato Fabio. Fabio è un uomo beach, nel senso che non che sia da spiaggia, ma è un uomo che ha portato il beach soccer a grandissimi livelli tantissimi anni fa, ma all'inizio era difficoltoso. Però tu ci sei riuscito con la tua caparbietà, la tua determinazione, tra l'altro adesso ricoprendo un ruolo importante in federazione nazionale per un beach che a questo punto mi sa che è già esploso. Ma sì, ho avuto la nomina del presidente Giancarlo Abete, logicamente anche con una forte pressione da parte della Sicilia, del presidente Morgana, che ringrazio, e oggi rivesto il ruolo di consigliere del Dipartimento di Beach Soccer. In un anno particolare, sono 20 anni che la federazione si occupa di beach soccer e ha istituzionalizzato questo sport, però dobbiamo dire che 20 anni fa, allora come consulente del presidente Tavecchio, proprio mi sono occupato dell'ingresso del beach soccer nella famiglia della LND. A dire la verità c'ero anche prima, perché dal 98 che allora agli inizi con Viaggi del Ventaglio ci occupavamo di questo sport e l'abbiamo importato dalle spiagge del Brasile, dove c'erano e ci sono ancora i massimi campioni. Allora io ho lavorato per una promozione che è stata continua fino al 2015. Io ricordo degli anni in cui Scoglitti, in provincia di Ragusa, è stata praticamente la capitale del beach, non solo del beach soccer ma anche del beach volley, di tutti gli sport da spiaggia. Penso che sia una chiave importante per declinare anche alcune caratteristiche della nostra Sicilia, per dare un'importanza al turismo, alla promozione delle spiagge, quindi questo binomio può funzionare. Oggi in federazione, tra l'altro nell'occasione dei 20 anni, è cambiata un po' e stiamo modificando la governance, c'è una consulta dello sport alla quale partecipa in rappresentanza della Sicilia, perché sono rappresentate tutte le regioni, Peppe Bosco, capitano del Catania Beach Soccer, che ha vinto da poco un altro premio, la Coppa Italia, quindi siamo ben rappresentati. Io sono appunto nel Dipartimento Nazionale e vogliamo lavorare per promuovere sempre di più questo sport. In Sicilia, tra l'altro, non possiamo esimerci dal praticarlo. Quando i vostri campionati vanno in vacanza, noi col beach soccer teniamo i ragazzi a giocare. Abbiamo grandi squadre in Sicilia, ben 4. La cosa importante ora, secondo me, è anche quella di promuoverle, aumentare il movimento del beach soccer un po' in tutta la Sicilia, perché è una regione che veramente merita e ha sicuramente gli spazi necessari, e appunto allora lì dobbiamo ancora incidere e lavorare tanto per la promozione di questo sport. Siete sicuramente nel binario giusto. A consegnarti il premio Un uomo per lo sport invito qui sul palco il presidente AIAC Sicilia, José Sorbello. José Sorbello, presidente AIAC dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, che ci raggiunge. Ho voluto abbinare allenatori di calcio con il beach, perché il connubio mi sa che è sempre vincente. Consegniamo la targa a José, che la consegna giustamente al premiato di quest'anno, a Fabio Nicosia, il premio Un uomo per lo sport. Grazie. Anche per Fabio abbiamo la bottiglia di Tenute Foti Randazzese, vino DOC della nostra bella terra. Mister, AIAC, beach, ma non soltanto beach, un AIAC che è ormai da sempre vicino ai Penalty Awards, ma presente anche sempre di più in un territorio siciliano che ha fame di successo, ma soprattutto ha fame di successo da parte di molti allenatori. L'AIAC è un'associazione allenatori che racchiude all'interno
la figura dell'allenatore, quindi non è soltanto l'allenatore di calcio 5, ma è l'allenatore a tutto tondo, quindi anche l'allenatore di beach soccer e di tutti gli sport che si avvicinano, che sono dentro la Lega Nazionale Dilettanti. Quindi il nostro impegno è tantissimo. Vorrei legarmi a quello che ha detto poc'anzi di Cosia, cioè il beach soccer può essere veramente un volano per il turismo, per l'enogastronomia, per le spiagge siciliane, e quindi potrebbe innescare, diciamo, un movimento virtuoso, e quindi noi siamo protagonisti di questo come allenatori, e dobbiamo fare di tutto perché questo accada e accada sempre di più. Ancora una volta siete sulla buona strada. Consegniamo a José Sorbello, presidente dell'AEC, il ricordo di questa sua ennesima partecipazione ai Penalty Awards. Grazie per essere con noi anche quest'anno e come al solito anche con tenute Foti Randazzese. Fabio Nicosia e il nostro José Sorbello. Complimenti, complimenti. Sono 2 i premi legati al personaggio Un uomo per lo sport. Il secondo ha avuto anche la fortuna di partecipare già ad un'edizione nel 2014 al cortile Platamone di Catania, ma questa volta il premio è proprio dipinto sulla sua meravigliosa figura sportiva. E lo invito qui sul palco, lui è Nello Russo. Leggenda assoluta della pallanuoto femminile, non soltanto nostrana, ma mondiale. Eccolo qua che ci raggiunge Nello Russo, l'uomo che ha avuto la capacità negli anni di far trionfare la sua Orizzonte, riuscendo a vincere praticamente tutto. Eccolo qua, Presidente. Buonasera, buonasera, siamo veramente contenti di averla qui questa sera. La vogliamo dipingere come assoluto protagonista dello sport mondiale, perché sappiamo benissimo cosa è riuscito a fare con l'Orizzonte quando lei da presidente è riuscita a toccare il tetto del mondo. Che emozione c'è ancora pensando a quei momenti? Sono dei momenti che difficilmente si possono dimenticare, anzi ora che l'età è un po' più matura, e riflettendo dico: ma che cosa ho combinato? E poi la tua chiamata qua mi ha lusingato veramente, anche perché mi ha dato l'occasione di rivedere tanti amici, non solo di Catania, ma anche di altri comuni, di altre province, e quindi è stata una bella emozione stasera, ecco. Un'emozione che porterà sempre con lei? Ah, certo, non ci sono dubbi. Ricorderò sempre i grandi momenti che hanno visto protagonista la mia squadra, ma io vado nello sport a tutto tondo, non è che mi occupo solamente, anzi mi sono occupato nel passato della pallanuoto femminile, che mi ha permesso di essere conosciuto in Europa e nel mondo, però io continuo la mia attività, le mie iniziative nel mondo dello sport, con Catania al Vertice, con Sicilia al Vertice, che sono delle creature che vedono presenti club molto importanti in tutta l'isola e in particolare nella mia Catania. Giusto, giusto, giusto. A consegnarle il premio Un uomo per lo sport, una donna, una conduttrice, io la definisco la dinamitarda perché è bravissima, riesce veramente a coinvolgere tutto e tutti. Lei si chiama Paola Parisi, che invito qui sul palco. Buonasera Paola, buonasera Paola. Buonasera Paola, come stai tu? Tutto a posto? Ok, allora sarai tu a consegnare questa onoreficenza straordinaria per una grande, straordinaria leggenda dello sport. Quindi ti consegniamo subito la targa, immortaliamo questo momento per una grande leggenda dello sport. E come ha detto lui, non soltanto
della pallanuoto femminile. Anche per il Presidente abbiamo il ricordo di Tenute Foti Randazzese per un vino DOC siciliano come ama giustamente lei. È stato un piacere stare con e ti ringrazio di cuore per questa attenzione che ancora hai avuto nei miei confronti. Grazie maestro, grazie ancora, grazie. I can fall asleep, I like go to the deep. I never think about tomorrow, I see only shadows. Sometimes I wanna go, don't know where to go. Here or there, don't know, but I just wanna go. Oh, I keep on running, no, I just don't get over it. So I keep on singing, I keep on praying, praying, praying. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. Oh. It could be every place, I wanna see your face. Don't know where, but I just wanna feel your grace. Trapped in this cage, all I need is a change. Wake me up and let's turn this other page. Oh, I keep on running, no, I just don't get over it. So I keep on singing, I keep on praying, praying, praying. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. Oh, don't stop me, baby. Don't stop me. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici. La grande scatola dei ricordi dell'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano, ben 11 edizioni che stiamo rivivendo nelle puntate speciali di Penalty. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo la prossima settimana.